Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettaciomercato Batman napoletano. Come state? Voglio, spero tutto bene. Allora, voglio questo qua è un video un po' diverso da quello che faccio sempre riguardante il calciomercato. Come avete visto già dall'immagine di copertina e dal titolo, andrò a provare questo cibo cinese e se me l'ha regalato, se così possiamo dire, un mio amico che sta in classe mia che è cinese. Allora, questo cibo si chiama Sliced Cognac Snack. La pronuncia sarebbe aiuto, sta cosa fa ridere veramente. Sta cosa cinese, mamma mia, non so manco io come riuscirò a sopravvivere. Allora, io qua già faccio veramente. Non so come farò. Allora, qua ho pure l'acqua. E qua il bicchiere in casa. Mi dovrebbe sentire qualcosa. Il mio amico già mi ha accennato che dovrebbe essere piccante. Allora, vediamo di aprirlo. Speriamo che non puzza. Allora, già puzza. Allora, già feta. Allora, che schifo. Oh, che schifo, mamma mia. Che schifo. Allora, io mi devo prendere un fazzoletto perché non mi fide a pigliare in mano. Allora, io un fazzoletto ho preso, ne ho presi due, chissà mi dovrei sentire qualcosa. Allora, andiamo ad aprire. Oggi mi vado a mettere pure i guanti perché non mi fide per pigliare in mano, sinceramente. Allora, giù, guanti messi. Ah, vabbè, andiamo a prendere sto coso. Che schifo. Allora, questa qua è pure caduta. Allora, questa qua è mamma mia, già dall'odore. Che mana, che schifo. Mamma mia. Questo qua è la cosa che dovrebbe essere. Allora, lo appoggiamo un attimo. Che schifo, mamma mia, l'odore. Mettiamo un po' d'acqua. Come vi ho già detto, dovrebbe essere piccante. Quindi già mi preparo in caso di qualcosa. Allora, prendiamo un piccolo pezzettino. Che schifo, già l'odore. Ah, già sono inguaiato, poi a fare pure queste cose. Mannaggia, mannaggia. Speriamo tra l'altro, mamma mia. Mamma mia, io poco ne ho preso. Allora, io già sono inguaiatillo. Come sapete, tutto, ho avuto la febbre e cose. Speriamo che non mi guai più assai. Non riesco a staccarlo. Cioè, ma pure io che lo faccio a questo orario. Cioè, un altro ora di cena. Cioè, mi sto guaiando la bocca, inutilmente. Ma per Svizzera, no? Allora, quest'altro pezzo no, direi di andarlo a mettere qua, perché poi l'accetta solo su cose. Ci stanno altre cose. Sì, ci stanno pure di cose, mamma mia, che schifo. Ma vai, io non mi fido, lo mangia tutto. Allora, questi altri pezzi, e dopo li andiamo a buttare. Sinceramente, io non mi fido proprio nel mangiare. Allora, per Svizzera voglio andare voglio provare, anzi, di finirlo. Allora, l'effetto già si sta facendo sentire, di quel poco che ho provato. Mamma mia, voglio. Che schifo. Allora, avete presente voi, quei polipetti proprio che ai denti non riesci a staccare? Stessa cosa. Poi io che tengo la macchinetta, mamma mia, voglio. Ho mandato giù.
Che schifo. Ciao, guardate il guanto, non so se vedete la sporcizia, no? Dici, devo mangiare solo lava in mano, tutto. Fatemi bere un po' d'acqua. Me ne mettere altra perché sennò muoio veramente. Già si sta facendo sentire, Si sta facendo sentire forte e piccante. Mannaggia miseria. Mannaggia a me che ho fatto sta cosa. Io tra poco devo pure mangiare, cioè mangio. Vabbè, ne è rimasto un poco. Io sembra che sto mangiando qualcosa di vivo. Veramente non è vivo. Allora, mangio. Ditemi voi che cos'è sta cosa. Ok? Che cos'è sta cosa qua? Magari qualcuno che se ne intende, va giù. Che cos'è sta roba? Veramente, va giù. Allora, va giù. Questo video deve finire qua perché la bocca sta iniziando a bruciare. Va giù, ci vediamo domani in un prossimo video, va giù. Veramente. Io l'ho detto che io questo video lo sto facendo ora di cena, è mercoledì, io penso che lo carico domani a ora di pranzo. Dai giù veramente che schifo. Vabbè, ciao, vai giù.